6363, però aveva annunciato un collegamento ideale, ma pratico in effetti, via telefono con la Sardegna, con Antonio De Falco. Buonasera Antonio. Buonasera Dario, buonasera a tutti i radio e telespettatori. Perché lui è il presidente del Napoli Club Cagliari, complimenti, 2 mesi fa circa attivo, e avete fatto anche un raduno ieri, domenica, con altri club, col club di Sassari in particolare, con tanti amici tifosi del Napoli di Oliena, proprio Oliena, il paese nativo, come è noto, di Gianfranco Zola. Com'è nata questa idea? E siete in tanti, soprattutto. Sì, allora quest'idea è partita dagli amici di Oliena, e sono tifosissimi del Napoli. Tutto è iniziato da quando Gianfranco Zola giocava con Maradona, giocava al San Paolo. Tu sei napoletano, chiaramente. Io sì, sono della provincia di Napoli e vivo qui da più di 20 anni. La scintilla è nata grazie a Gianfranco Zola, anche perché, non so, potrei confermarci, a livello di tifo calcistico non è che ci amino proprio tanto a Cagliari, in Sardegna in particolare. Sì, però stiamo avendo un ottimo riscontro sia con tutti i napoletani che abitano qui in Sardegna, ma tengo a sottolineare che ci sono diversi sardi che tifano Napoli, non solo perché per Gianfranco Zola, ma perché amano il Napoli, amano il gioco del Napoli, amano la squadra, e quindi a noi questa cosa ci fa molto piacere. Sicuramente, poi è chiaro, quello che succede allo stadio con i cori di 500-600 mila persone non può rappresentare un'intera regione, un'intera città. Domenica, ieri avete fatto questo raduno ad Oliena, eravate 600-700, credo, no? Tantissimi tifosi. Sì, eravamo un gruppo del club Napoli, il Napoli Club di Cagliari, il gruppo del club di Sassari e poi il gruppo di Oliena che hanno organizzato loro questo raduno regionale. È stato il primo raduno. Posso salutare gli organizzatori, il presidente Salvatore Ruio, Antimo Patti, Vincenzo Serrao, il segretario Gennaro Basile. Poi ieri c'è stato il passaggio del testimone, e quindi con immenso piacere ed onore di comunicare a tutti che il prossimo raduno 2020 si terrà a Cagliari. Invito non solo voi, magari, di Radio Marte, sarete i nostri ospiti, tutti gli amici, tifosi che vorranno venire qui in Sardegna, a Cagliari, il secondo raduno regionale. Ci saremo, poi ci sentiremo nel corso dell'anno. Caro Antonio, ricordiamo appunto il Napoli Club Sassari con il presidente Davide Umana, con 50 soci, circa 200, oltre 200 siete voi al Cagliari. Ma Antonio, non posso lasciarti senza chiederti un tuo commento sui primi movimenti di mercato, ma anche sulle dichiarazioni di Carlo Ancelotti di questa mattina. Ti convincono? C'è entusiasmo? C'è sete? C'è sensazione di successo da parte tua anche? Sì, noi anche ieri al raduno con gli amici di Sassari di Oliena, si respira quest'area c'è un'area positiva, ecco, quindi questa cosa è molto importante, c'è voglia di stare. Aspetta, Antonio, ti abbiamo perso un attimo. La famosa parola che non si può. Non si dice mai, per carità, assolutamente. Va bene. Antonio, ci sentiamo molto presto. Aggiornaci sulle vostre attività a Cagliari. Un bel avamposto azzurro, caro Giuseppe Libertino, lì in Sardegna, con tanti club, in particolare Napoli Club Cagliari. Complimenti. Ciao Antonio, in bocca al lupo. Buona serata, Crepi. Un saluto a tutti. Grazie. A proposito di Cagliari, Barella quasi all'Inter, 40 milioni più bonus. Ora che facessero un acquisto questi che stanno...